Buongiorno cari amici e benvenuti alla live splash del vostro Marietto Veneziano che oggi ho fatto via eccezionale dopo la live con Hildegard. Quindi per chi mi seguirà questa viene dopo la famosa live sulla domenica sul fatto che ogni giorno Hildegard coadiuvato da Marietto Veneziano o Marietto Veneziano coadiuvato da Hildegard nel diario e anche nel canale YouTube del vostro Marietto troverete i consigli, le dritte di Hildegard e Marietto Veneziano le proprietà planetarie che influiscono i nati del giorno della settimana. Bene, però prima di fare questo vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Hildegard sul tubo e del canale del Marietto Veneziano e di venirci a trovare chiaramente anche nei nostri gruppi Facebook e non solo nel diario del vostro Marietto Veneziano. Bene, parliamo un po' adesso dei link, perché ci sono state alcune persone che vedendo la prima live in cui spiegavo di questi link mi hanno detto: è la prima volta che li sento in vita mia, questi link. Chiaramente non tutti gli esoteristi fanno salti di gioia a descrivere che esistono. Ciao Sara, grazie di esserci di nuovo. Grazie cara, di seguire sempre Marietto e anche la Hilde e di crescere insieme a noi. Allora, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che chi sono questi link? Allora, vi voglio fare prima di tutto una precisazione, no? Quando io poi per chi ha seguito la live di prima chiaramente, come si vuol dire, la live quando spiegavo che sono stato in coma in Tibet e via dicendo, può seguire un po' il discorso. Insomma, verso i 5 anni io abitavo in un appartamento di 3 locali e mezzo e nella stanza sia dei miei genitori adottivi sia nella stanza mia c'era una pettiness con un grande specchio. Verso 5 anni più o meno cosa succede? Succede che il vostro Marietto va in camera dei genitori e trova il capitano degli alpini, che chiaramente in quel momento lì io non sapevo che era il capitano degli alpini. Trovo questo signore un po' luminoso, mi mette davanti allo specchio e devo dire una cosa, ci avevo già tentato un'altra volta, ma non ero abbastanza forte fisicamente e astralmente, non si era ancora ricostruito tutto il mio sistema. Ciao Tiziana, grazie di esserti riunita. Insomma, non si era ricostruito tutto il mio corpo astrale e non ero riuscito a entrare nello specchio con lui. La seconda o la terza volta che lui torna, praticamente ci riusciamo a entrare, io e lui entriamo in questo specchio. Io però non sapevo che era l'astrale, pensavo che era un tunnel. Entro in questo specchio con lui e vedo tutta la mia vita. Vedo la W, vedo che sarei morto a 7 anni e mezzo in moto, insomma vedo tutto quello che mi sarebbe successo e fino a 20 anni la cosa è filata liscia, cioè nel senso che fino a 20 anni, sebbene avrei preso un sacco di colpi, sarei riuscito a sopravvivere. Ma a 20 anni cosa succede? A 20 anni avrei incontrato una donna bionda, giovane, con gli occhi azzurri, che era impossibile superarla. Se la W era qualcosa di immenso, quella di 20 anni sarebbe stato qualcosa di ciclopico. Infatti io, dentro questo specchio, mi ero convinto che sarei morto 20 anni. Però il capitano delle Alpini di Torino non voleva farmi dire cosa sarebbero successo dai 20 ai 23 e mi ha passato oltre e mi ha fatto vedere la vita dopo. E io non riuscivo a capire come in quello spazio dai 20 ai 23 non sarei morto, perché quel soggetto che avrei incontrato dai 20 ai 23 era impossibile da superare. Era qualcosa di veramente tosto, no? E quindi sono tornato fuori dallo specchio, ho chiamato la mia mamma. In quel momento sapevo che non era la mia mamma vera, ma era una mamma adottiva, perché l'avevo visto dentro lo specchio. Gli ho chiesto che volevo andare dalla mia mamma vera, lei mi ha detto che non si poteva. Insomma, la cosa diciamo che finisce lì. Ma cosa succede? Passa tutto l'ambaraban, vengo preso sotto dalla moto, torno indietro, incontro la W. A 20 anni incontro questa
donna bionda con gli occhi azzurri. E diventa la mia fidanzata. Diventa la mia fidanzata e succede che tutte le volte che mi colpiva, no, diciamo così, il dono di mio papà è stato quello di cancellarmi la memoria. In altre parole, mi colpiva e poi io mi ricostruivo, tornavo indietro e mi dimenticavo la cosa. Ma adesso vi voglio raccontare una cosa specifica che è successa verso la fine del nostro, come si dice, della nostra unione tra virgolette, no? Perché non era una mia fidanzata, nel senso era una mia fidanzata per me, ma lei in un certo senso voleva a mangiarmi, no? Proprio fisicamente a mangiarmi, no? Cosa succede? Succede che un giorno lei abitava in montagna e c'era la vista lago e mi porta con la macchina su una panchina, cioè arriviamo su un bel posto dove c'è una panchina, c'è il bosco dietro e ci fermiamo a vedere, ci vediamo a vedere, a guardare lo spettacolo, mi fa parcheggiare la macchina, ci sediamo io e lei su questa panchina, a un certo punto io mi volto e al posto di esserci lei c'era un uomo con la barba, al che il vostro marietto a un certo punto ha incominciato a sbiancare, cioè proprio sono sbiancato e ho cominciato a pensare che ero pazzo, perché ho pensato, ma è possibile che io per tutto questo tempo pensavo di essere in giro con una donna e mi trovo un uomo. Allora era il classico tipo che ho sempre incontrato anche da piccolino, completo grigio, cravatta rossa, camicia bianca, barba, sui 35-40 anni, e mi spiega che lui è lei, cioè praticamente lui e lei sono la stessa cosa, perché io all'inizio pensavo di essere un pochettino stonato e pensavo di essere impazzito. Allora pensavo, ma magari è una donna e io vedo che è un uomo. Allora cosa ha fatto il vostro marietto? Per essere sicuro che è un uomo gli ha messo una mano in mezzo alle gambe e ho visto che c'era il rubinettino. E allora ho detto, ma allora è veramente un uomo. Perché il vostro marietto gli ha incominciato a fare delle domande a questa lei, che era lui in quel momento lì. E lui mi diceva, guarda, io non sono né uomo né donna, sono un androgino. Perché io lo guardo, lui mi dice, che cosa sai cos'è un androgino? Io dico di sì, ma in quel momento non lo sapevo. E mi spiega che lui non è né uomo né donna, è un androgino, ma non è come noi. Perché io ho detto, vabbè che sono pazzo, e ho sempre pensato di andare in giro con una ragazza e invece era un uomo e non lo vedevo. Vabbè, ma adesso lui mi dice che non è neanche un essere umano come noi, qui a questo punto qui la pazzia è lo stato puro. Allora io gli ho chiesto, ma come sei allora, no? E lui mi dice, guarda, se io mi faccio vedere come sono nella realtà, a te non piacerò. Io in quel momento lì ero pronto a tutto, perché ero pronto a tutto perché a un certo punto dico, ma non è possibile che questo tipo qui non è come me, né come una donna né come un uomo, è diverso. E poi peggio di così la situazione è tragica. Allora praticamente lui dice, dai, ti faccio vedere come sono. A un certo punto si è trasformato, eravamo sulla panchina, si è trasformato come era nella realtà e ho preso un colpo, perché praticamente ho visto com'era, cioè era un licantropo, era un essere alto almeno 3 metri che sulla panchina in confronto a me io sembravo un anerottolo e praticamente mi sovrastava, no? Ma io l'ho guardato, ero già impazzito prima, ma lì a un certo punto il cuore mi batteva 1000 e io ho chiesto, ma scusa, ma voi quanti siete? Quanti ce n'è di come voi? Sei io l'unico? Cioè, volevo capire chi era questo essere qua. Lui mi dice, no, non sono l'unico, ce ne sono altri come me. E io l'ho guardato, cioè dico, ma come si fa a non vedere gente come te in giro? Morale della favola, mi ha fatto voltare, dietro c'era il bosco, e ce n'erano 4, 5, ma forse anche 6, tutti intorno a me nel bosco che mi stavano guardando. Perché se prima pensavo che ero pazzo, ho detto qui, adesso vado al manicomio, butto via la chiave e non se ne parla più.
finita la cosa. Morale della favola, no? Poi mi ha fatto vedere altre cose, perché quando lui era nella versione donna, devo dire che alcune volte in macchina mi diceva che lui, cioè lei, era la sacerdotessa della città bene, sacerdotessa nera. Cioè praticamente tutti i politici che contavano in quella città andavano da lei, che in quel momento lì avrà avuto 26 anni, no? A fare delle cerimonie di magia e lei praticamente le presiedeva. Ma chiaramente questa era una segretaria ufficialmente come lavoro, io la guardavo e pensavo magari è depressa, no? Nella realtà questo essere, che non è né donna né uomo, ma è questo, io li chiamo licantropo, ma in realtà sono dei lim, no? Praticamente questi esseri ci sono sempre esistiti e molto probabilmente sono quelli che Rudolf Steiner chiama la sesta razza. Quindi questo è un approfondimento un po' per chi praticamente non ha mai incontrato o mai sentito parlare di questi lim. Sono esseri che sono sempre molto probabilmente esistiti su questa dimensione, che possono prendere forme e qualità di qualsiasi tipo di essere umano. Io ho visto ad esempio questa ragazza addirittura trasformarsi in un pitone. Quando si legge in alcuni testi antichi di persone che vengono trasformate in animali, ecco, io ho visto questa qui, ma chiaramente quando l'ho visto pensavo che ero pazzo. Chiaramente questi sono sempre racconti di fantasia, sapete che Marietto è una fantasia galleppante, ma è solamente un approfondimento sui lim. Bene, detto questo, il vostro Marietto veneziano vi ringrazio di, in un certo senso, avermi ce l'ha, nel senso, vi ringrazio di avermi seguito e vi chiedo, se non avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di Illegale Marietto Veneziano. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!